Eccoci con mister Diego Moro, 3-1, tutto nel primo tempo, avete accorciato e magari forse avete pensato anche di rimettere in piedi la partita, però nel secondo tempo non ce l'avete fatta. Siete soddisfatti? Vi aspettavate qualcos'altro da questa partita o ormai i giochi sono fatti? Diciamo che noi è già come domenica scorsa che abbiamo regalato, e anche quella prima con gli Orbason, abbiamo giocato contro una squadra che ha uno spessore completamente diverso del nostro e abbiamo regalato sempre il primo quarto d'ora dove è stato fatale per il risultato finale. Diciamo che comunque ci mettiamo del nostro in questo momento perché nonostante la qualità degli avversari noi commettiamo degli errori abbastanza evitabili che comunque che purtroppo ci costano caro e poi rimettere le partite in piedi dopo sotto di 2 gol, di 3 diventa difficile nonostante l'impegno e posso dire che oggi i ragazzi non è facile sul 3-0 comunque stare in campo, onorare l'impegno, la maglia, il campo e quindi sotto questo punto di vista sono stati bravi. Sì, infatti dagli spalti si è apprezzato questo perché sul 3-0 non avete mollato, avete continuato come fosse 0-0 per voi, continuavate e poi l'avete anche appunto trovato il gol. In ottica play out come la vede? Noi penso che i risultati di oggi ci danno la possibilità di fare questi play out probabilmente, quindi noi se ci riusciamo ad arrivare a questa salvezza arriverà chiaramente per veramente poco e ci prepareremo al massimo per fare queste 2 finali, anche se sono altre 2 partite bisogna farle alla grande, prepararci. Oggi avevamo qualche mancanza soprattutto sulla parte avanzata dove i nostri attaccanti purtroppo erano infortunati. La sosta arriva al momento giusto. Allora mister, abbiamo visto una premiazione, avete vinto un campionato delle giovanili, ci vuole dire qualcosa di più preciso? Diciamo che va a coronare una grande stagione e soprattutto l'impegno e il lavoro che sta facendo il settore giovanile, questo titolo dei giovanissimi regionali che quindi avranno la possibilità di fare gli elite. Questa è una società dove tutte le energie spesso vengono dedicate al settore giovanile e noi abbiamo il compito di riuscire a tenere questa categoria perché è necessaria per tutto quello che stanno facendo sotto. Perciò oggi nonostante la sconfitta è una giornata di festa? Certo, è una giornata di festa per il team biancorossi perché vincere titoli si sa benissimo di questi livelli non è mai facile, è il frutto di tanto lavoro e tanto impegno di un po' di tutti. Bene, grazie mister.